I primi due comuni italiani a siglare un accordo strategico con alcune comunità locali ucraine sono veneti, in particolare vicentini, il comune di Zugliano e il comune di Thiene. Oggi abbiamo presentato qui un primato che era importante sia come monito per altre amministrazioni locali e anche come stimolo alla Regione Veneto, da un lato di rinforzare la cooperazione tra le nostre comunità locali, le comunità di quell'area oggi che soffre un conflitto importante, e dall'altro per rilanciare, rinforzare, strutturare una nuova potenzialità nell'accordo con la regione di Odessa, che per noi oggi non è solo un fatto politico, ma è anche un'opportunità economica e culturale concreta. Il progetto di oggi si chiama Shoulder to Shoulder, spalla a spalla, ed è promosso dal Ministero per lo Sviluppo Territoriale dell'Ucraina e noi come ALDA siamo partner strategici. Punta a creare dei partenariati o dei gemellaggi tra città dell'est e dell'ovest dell'Ucraina che lavorano insieme, dunque uno sul fronte e uno meno sul fronte, lavorano insieme, scambiano buone pratiche, creano anche amicizie tra questi due territori ucraini e anche creano coesione all'interno del paese. Questo progetto ha anche dei partner europei come Zugliano e Thiene che oggi sono stati presentati e che rafforzano con la presenza europea questi gemellaggi interni. È un progetto per il quale noi lavoriamo molto, ci crediamo molto e pensiamo che sia veramente una forma di aiuto, di comunità e di costruzione di pace del futuro dell'Ucraina e anche dell'Europa. Noi come Comune siamo privilegiati nella questa esperienza di essere appunto avuto la possibilità di andare qualche giorno a Kiev. Questo ha voluto dire portare la nostra vicinanza come ente locale a Dmitro, sindaco di Javerniske, e Andriy, sindaco di Kalosh, in questo progetto dove le istanze democratiche, la democrazia, la giovane democrazia ucraina sta crescendo e ci aiuta anche noi realtà locali italiane a vivere proprio questa vicinanza concreta attraverso questo patto di amicizia che si tradurrà anche nell'ospitalità che daremo a Zugliano ad ottobre ai due sindaci per mettere in piedi sinergie tra le realtà ucraine e venete zulianesi.